Ragazzi, buongiorno, buongiorno. Questa mattina abbiamo incontrato Francesco Bruni, abbiamo parlato della sua nuova serie di Netflix, e abbiamo capito qual è la funzione della regia, della sceneggiatura, abbiamo parlato con lui appunto di scrittura, di immagini, di qual è la differenza tra passare dalla scrittura alla regia e qual è la difficoltà poi di produrre un lungometraggio, una serie e quant'altro. Oggi in realtà l'incontro di questo momento è un incontro più tecnico, come noi sempre diciamo, no? Ci sono degli incontri che sono per noi più tecnici e interessanti per chi inizia o vuole pensare di iniziare un percorso nel mondo della cinematografia, dell'audiovisivo e quant'altro. Abbiamo il piacere, davvero il grande piacere, di avere con noi Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Al WW Film F. È un piacere averla, perché in realtà, appunto, dicevamo prima, la parte tecnica è sempre quella che interessa un po' di più ai nostri ragazzi, soprattutto quelli che fanno attività e scuole legate all'audiovisivo. Allora, la prima domanda è, direttore, cos'è la Film Commission? Allora, che cosa sono le Film Commission in generale o che cosa è la Veneto Film Commission? Posso rispondere a tutte e due le cose? Tutte e due le cose. Prima Ok. diciamo in generale, perché poi avendo 10.000 ragazzi in linea rischiamo di... Certo. Ecco, ci dica lei. Le Film Commission sono degli organismi pubblici, tipicamente fondazioni o comunque emanazioni delle regioni, che operano come attrattori di produzioni e investimenti sui territori e come facilitatori, quindi dando servizi alle produzioni e coordinando la filiera locale. Gli strumenti attraverso i quali operano sono tipicamente fondi di sostegno, oltre che servizi gratuiti. Fondi di sostegno vuol dire fondi di sostegno alla produzione, ma anche all'ospitalità. Noi per esempio abbiamo due fondi. La Film Commission, oltre a lavorare sulle location, quindi a procurare location, dare consulenza sulle location venete, sosteniamo i costi di location scouting, cioè la fase di preproduzione in cui le produzioni vedono posti e scelgono i luoghi a seconda di quanto questi luoghi si adattano alla storia che vanno a raccontare, e un fondo di produzione che viene erogato dalla Regione del Veneto, e quello è un sostegno molto più cospicuo che va a coprire parte delle spese di produzione sul territorio. Quindi le Film Commission esistono in Italia dal 2000 e la Veneto Film Commission è una delle ultime a essere nata e sono diventate sempre di più fondamentali per la realizzazione di film italiani e stranieri sul territorio, sia da un punto di vista finanziario, perché annualmente circa di 60 milioni è lo stanziamento regionale sull'audiovisivo, e sia anche da un punto di vista operativo, perché appunto le produzioni entrano subito in contatto con le Film Commission, si fanno aiutare. Poi alcune Film Commission più grosse, noi siamo ancora una Film Commission relativamente piccola, ma le Film Commission più grosse dispongono anche spesso di spazi cosiddetti cineporti, per cui dove le produzioni possono trovare appoggio, avere dei camerini, degli spazi per il casting e così. Quindi diciamo questo è un po' il quadro. Poi facciamo questo, ma facciamo anche molte altre cose.
per esempio lavoriamo anche sulla formazione e sulla promozione anche del cinema girato in regione. Ecco, esempio facile, il più facile che mi viene, un ragazzo esce da una scuola, ha studiato audiovisivo, ha una buona capacità, quindi anche anzi, prima una passione, poi una buona capacità di attività. Come può essere inserito all'interno di un mondo lavorativo che poi non è così facile, che è appunto il cinema, nel proprio territorio e in questo caso nella regione del Veneto? Allora, noi sull'inserimento lavorativo lavoriamo su diversi fronti. Il primo e il più facile, diciamo così, facile poi per modo di dire, è quello del rapporto con la produzione che cerca professionisti locali. Cioè, quando tu vieni a girare in Veneto, soprattutto se sei beneficiario di un contributo di produzione, cerchi personale locale, perché intanto è spesa eleggibile e poi ti costa meno, perché tu vieni, poniamo da Roma, ovviamente se portassi tutti gli elettricisti, eccetera, dovresti Ha un pagare la costo, diaria, i viaggi, eccetera. Invece se lo trovi qui in Veneto ti costa di meno. Quindi su quello noi lavoriamo come consulenza per le produzioni. Uno strumento molto utile per la consulenza è il nostro database, è il database della fondazione, che posso condividere lo schermo così vi mostro. assolutamente sì. Allora, vediamo un attimo, giusto perché si capisca di cosa sto parlando. Come si fa ad share screen? Ok. Ecco che stiamo connettendoci anche con i ragazzi man mano. Scusate, poi mi sta aprendo tutta una questione di privacy. Quindi privacy e sicurezza, non so se ne esco vivo. Comunque, per non far vedere troppo tempo, praticamente, ecco qua. Si vede? Eccoci qua. Adesso guarda che E questo è il adesso nostro video, vabbè, poi l'accendo. magari ve lo faccio anche vedere il video dopo, però se voi andate sul nostro sito venetofilmcommission.com vedete, trovate tutte le varie, insomma, questi pulsanti. Production Guide è quello che io chiamavo il database dei professionisti. E come vedete, tu hai tutta una serie di voci, dalle società di produzione, società di servizi, professionisti, attrici, attori, eccetera, dove poter andare a pescare dei potenziali. Nominativi. Esattamente. Come vedete qua sono banalmente in ordine alfabetico, ma si può intervenire, che ne so, inserendo un filtro. Ok, vediamo operatore alla macchina, speriamo che ce ne siano. Dov'è? Sì, ce ne Per sono. Intanto esempio, guardiamo. vedete, e questi sono tutti quelli che si sono registrati, sono centinaia di nomi, per esempio questi registratisi come operatori alla macchina. E questo è uno strumento molto utile per le produzioni. Per la In ricerca della... esatto, in tutto ciò abbiamo anche un database delle location e così via. Quindi questa è una cosa, consulenza con appoggio al database. Dall'altro lato stiamo mettendo in cantiere proprio in questi giorni dei corsi di formazione proprio per i ragazzi di cui parlavi, cioè il giovane che vuole l'under 30, che vuole imparare a fare magari anche lavori manuali, magari lavori non, come dire, apicali, non per ruoli apicali, per farsi le ossa, conoscere il set e così via, elettricista, macchinista per dire. L'idea è formare figure di questo genere e dar loro l'opportunità di uno stage retribuito di 3 mesi in società che lavorino appunto, che abbiano set aperti, e questa diciamo è una strada che stiamo prendendo.
Infine, è un altro... È una bella strada questa. Sì, E- non è facilissimo con il tipo di bandi dedicati alla formazione che abbiamo a disposizione, però stiamo cercando di declinarli. Non è facilissimo perché il cinema ha una modalità di produzione molto diversa dagli altri settori. Cioè non immaginatevi che una casa di produzione, così come può essere una fabbrica, no? Nel manifatturiero, che hai 100 dipendenti e fanno bulloni, 360 giorni l'anno, che ne so, c'è un certo numero di dipendenti, un certo tipo di produttività e così via. No, nel cinema c'è una società che ha 3 dipendenti, poi di colpo, quando fa il film che dura 2 mesi di riprese, per dire, assume 60 persone, e però per quella durata lì, per il resto è più lavoro d'ufficio. Quindi insomma è un po' difficile adattare le esigenze di questo settore ai bandi già preesistenti. certo. E infine volevo dire un'altra cosa, che cosa facciamo per i ragazzi. Stiamo lavorando anche in un campo che è limitrofo, ma non è esattamente quello del cinema, cioè quello delle arti e delle tecnologie immersive, la VR Sì, per intenderci, sì. a una scuola specializzata in questo, che si chiamerà Centro Sperimentale di Cinematografia Immersive Arts, sezione del Veneto, sede del Veneto. Proprio prima ci sono venuti a trovare in sede due professionisti e proprio parlavamo di formazione e di possibilità, insomma, di imparare al di là della scuola, delle scuole che poi fanno, le scuole superiori, insomma, che ci sia poi una professionalizzazione, tra virgolette, del loro percorso di studio. Io aprirei subito la parola, se hanno già la domanda, alla scuola Scarpa Mattei, che è una scuola di Fossalta. Buongiorno. Loro proprio è una scuola audiovisiva, peraltro, quindi insomma dedicata esclusivamente a quello, no esclusivamente, insomma, fanno anche italiano, matematica e tutto quello che serve, ma in realtà sono molto specializzati. Devo dire che insomma, è nata da una scuola di tipo tecnico e poi si è ben strutturata grazie agli insegnanti e soprattutto alla vicepreside che ha voluto molto questo tipo di percorso. Lascio subito la parola a voi, vi vedo sorridenti. Andate. Buongiorno, chi siete soprattutto? Buongiorno, noi siamo la classe quarta ASC dell'Istituto Scarpa Matei di Fossalta di Piave. Posso chiederti una cosa? Metti il microfono un po' più vicino perché vi sentiamo un po' ovattati. Non so se no proviamo a cambiare microfono, non so No, io se sento. sentite. Senti Vai. me? Sì. Allora, la nostra domanda era cosa lo ha spinto a intraprendere una carriera nel mondo del cinema fin dall'inizio? La- il disprezzo per i soldi. No, sto scherzando. Non so, perché mi piaceva molto, mi piaceva da spettatore, per cui ho iniziato, poi ho studiato cinema, poi ho fatto un po' di cose diverse in realtà, perché ho lavorato anche come montatore, operatore, mai a livello insomma, da set di cinema, però un po' di conoscenze tecniche le ho, e poi ho insegnato, ho scritto sul cinema. Come sia finito qui in realtà è un mistero, non lo so neanch'io, non ho partecipato a un bando, però diciamo che poi ho capito che forse l'organizzazione era la parte del settore che mi si confaceva maggiormente, poi ogni tanto ho dei dubbi. Oggi, però, oggi è un giorno in cui sono convinto della bontà di questa scelta. Ieri di meno, non lo so, domani vediamo. Beh, No, ma, mi fa piacere parlare a delle persone, insomma, dei ragazzi che potrebbero lavorare nel cinema, che sono interessati, perché è una fase storica in cui, come dire, la cosa strana è che il cinema è in forte crisi. Parlo del cinema proprio della sala, ma al contempo c'è una grandissima produzione, per cui il consumo dei prodotti audiovisivi, delle opere audiovisive, ecco, diciamo delle opere, perché poi c'è i prodotti, men che meno i contenuti, sono espressioni anche molto fredde e che non restituiscono insomma, quel che hanno interesse. Però c'è un grandissimo consumo di opere audiovisive, molte delle quali anche di grande qualità, e parlo anche banalmente di certa serialità, non tutta ovviamente, da piattaforma, ce n'è che
rivaleggia anche col cinema d'autore. Quindi possibilità occupazionali ce ne sono, è un mondo in cui ora come ora ha senso investire, nel senso investire se stessi, pensarsi in quel mondo lì. Poi i ruoli sono tantissimi, bisogna solo trovare il canale giusto nel quale entrare. Difatti prima abbiamo parlato con Francesco Bruni, che è sceneggiatore, è diventato regista, insomma ha fatto un'ultima serie che è su Netflix piuttosto insomma, importante, e anche lui diceva insomma il riscontro soprattutto sulle generazioni nuove è un riscontro positivo, quindi lo spazio per poter produrre e per poter poi gestire la propria opera cinematografica o seriale, chiamiamola così, lo spazio c'è. È logico che quando uno pensa di diventare regista magari di un lungometraggio che va appunto nelle sale, in cui si sente il calore del pubblico, e lui diceva il sorriso piuttosto che l'emozionabilità che l'immagine può dare. È anche vero che un po' negli ultimi anni il fatto che siamo rimasti in casa e chiusi ci ha permesso comunque di poter vedere qualcosa di interessante attraverso un altro tipo di sistema, ecco, chiamiamolo così, che nulla toglie all'altro, sì, o meglio, lo toglie e lo inserisce anche. Ragazzi, avete un'altra domanda da fare al dottor Chessa? Per il momento no, quindi... Per il momento... No. Guardate che è l'unico a cui potrete fare delle domande, voi che siete poi venete, è quello su cui dovete... Sono più vicino, quantomeno. C'è un'altra classe, mi dicono? No? Ah, è scollegata. Quanti sono in collegamento, giusto per... Niente, allora io procedo con le mie invece richieste in modo che la questione legata alla produzione, oggi parlavamo appunto con questi nostri colleghi che sono venuti a trovarci durante la pausa, due professionisti che lavorano per le grandi produzioni appunto cinematografiche. Ci hanno detto che ci hanno fatto un po' di spoiler, insomma ci sarà una produzione cinematografica molto grossa americana proprio a Venezia. Il fatto di... è in corso in questo momento. Esatto. Il fatto di utilizzare maestranze, chiamiamole così, del territorio, oltre all'utilità, voglio dire, dell'aspetto proprio legato ai fondi che possono esserci a livello ufficiale e formale. Io vorrei far capire ai ragazzi che sono fondamentali anche per dare sostegno al territorio, giusto? Sì, in realtà al di là dell'aspetto, cioè, ci sono due aspetti. Da un lato quello dell'occupazione, quindi ovviamente che è importante, c'è quello dell'investimento perché le produzioni investono tanto, spendono tanto sul territorio, quindi sia in personale, ma sia anche in servizi, ospitalità e tanto altro. Quindi portano ricchezza sul territorio di produzione, è proprio un comparto. Tra l'altro questo è proprio un dibattito, adesso non vorrei essere troppo tecnico, però è un dibattito anche abbastanza, che ormai ha già i suoi anni, nel senso che noi facciamo parte, noi Veneto Film Commission, ma tutte le Film Commission, praticamente tutte, del comparto della cultura, facciamo riferimento agli assessorati alla cultura, no, in generale in Italia, laddove il nostro lavoro è più di carattere di sostegno all'impresa, diciamo più di... noi dovremmo quasi essere più attività produttive, che è un altro mondo, che è quello più proprio delle imprese. E poi c'è anche una terza cosa da considerare, al di là di questi impatti, di questi benefici che sono economici, c'è anche proprio una promozione del territorio, una promozione che non è solo pubblicità per il turismo, ma anche
proprio una sorta di promozione culturale del territorio, cioè essere in rapporto con la produzione, con essere rappresentato, ecco, è proprio una questione anche, diciamo così, identitaria del territorio. Allora, abbiamo un'altra domanda da parte dei ragazzi, eccoli qua. Ragazzi, op. Allora, noi abbiamo un'altra domanda. Se per noi giovani la Film Commission Veneto ha in piedi qualche bando per produrre qualcosa di nostro, diceva, per noi giovani. Per produrre? Sì. Allora, la Film Commission non sostiene direttamente la produzione, è la regione che sostiene la produzione, ma attraverso delle società. I bandi rarissimamente sono dedicati a dei cittadini. Ecco, una cosa per i ragazzi in realtà ce l'abbiamo, ma adesso il programma è già chiuso, nel senso che stiamo curando una rassegna di film a tematica ambientale che va nelle scuole del Veneto, ma non si tratta di produzione. Per quanto riguarda la produzione, diciamo che sì, noi lavoriamo sulla produzione legata all'attività delle società, forse quello che dovreste cercare è più nel mondo dei concorsi legati ai festival. Adesso non so se il Vittorio Veneto Film Festival abbia anche una parte di produzione, però è più quel mondo che si rivolge alle scuole, non tanto le Film Commission e le regioni, se no in casi particolari. Ne avevano un'altra domanda, giusto ragazzi? Prego. Una curiosità, c'è qualche grossa produzione estera in questo momento che sta lavorando in Veneto? Sì, c'è adesso questo che citava la direttrice, la Disclaimer, che è un film di Alfonso Cuarón, che immagino conosciate, che è un regista messicano, è il regista che ha realizzato Roma, Gravity, insomma, regista premio Oscar, che sta girando a Venezia, gira in Italia in generale, adesso gira 3 giorni a Venezia, quindi è una cosa piccolina. Però ha già girato con Kate Blanchett protagonista, quindi anche lei star hollywoodiana. Questa è, diciamo, la produzione più grossa sul territorio in questo momento, ma abbiamo accolto tante produzioni negli scorsi mesi e ne accoglieremo ancora. No, Il infatti Veneto, era una delle domande che io sì. volevo fare. Quante produzioni nell'ultimo anno e in futuro già abbiamo, perché Sì. metto dentro anch'io all'interno del nostro territorio? Allora, bisogna un po' distinguere, diciamo che noi lavoriamo, abbiamo quantificato all'incirca l'assistenza a produzioni, e per assistenza intendo veramente qualunque tipo di assistenza, si va dalla telefonata al comune per risolvere un problema a, che ne so, consulenza su una sceneggiatura, in 150 produzioni l'anno. Che vengano concretamente a girare in Veneto è difficile quantificare, però sui lungometraggi noi ne abbiamo sostenuti con l'ultimo bando 9, se non ricordo male, però sono molti di più in realtà, perché tra lunghi e serie ne vengono molti di più. In particolare su Venezia, magari girando anche poco, magari girando, secondo me siamo intorno tra appunto lunghi e serialità intorno a circa una trentina l'anno. Ah, Però insomma, ribadisco, è molto difforme come sì, come dire. numero, sì, 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 come... perché non so, per un passo dal cielo che è rimasto 3 mesi, ce ne sono che, non so se avete presente la serie su Rai 1, che era la sua 7ª serie, se non sbaglio, 7ª stagione, girato quasi interamente in Cadore, e ce ne sono appunto che vengono come questo qua, questo film di cui si parlava, 2 giorni, 3 giorni. Molto spesso su Venezia questa cosa accade. Sì, sì. Mm. Infatti ci siamo resi conto Elena che... Bonham Carter è venuta un giorno, per dire, l'anno scorso. Sì, certo. E ecco, quello Dune, 2 giorni, no, 3 giorni, Dune. Che non è lontano noi... da voi, no? No, no, non è lontano, ma ad esempio No, da noi l'anno Fossalta. scorso... Voi siete, ok. Esatto, a Fossalta, ma i ragazzi mi pare che abbiano anche partecipato
in parte a fare gli aiuti degli aiuti degli aiuti, quindi qualcuno dei ragazzi ha anche partecipato, sì. Ecco, quello che chiedo io adesso invece molto banalmente per i ragazzi, che può essere appunto un punto di riferimento per eventualmente sperimentarsi. Nel momento in cui c'è una grande produzione servono anche molte comparse, che è il primo approccio secondo me al mondo del cinema, tanto che i ragazzi ad esempio che vengono a fare gli stage da noi o che sono i volontari del festival, spesso li accompagniamo a questa possibilità di conoscere il cinema attraverso magari una piccola passata veloce su una strada. Come si fa a capire cioè, come poter fare una comparsa, ad esempio, all'interno di una produzione? Noi li pubblichiamo sempre, le chiamate per le comparse le pubblichiamo nelle nostre news, quindi spesso ci sono anche quelli per i ragazzi, per i minori, che ovviamente seguono un iter un po' diverso, però iter di autorizzazione, poi non è nulla di infattibile. Sì, sì, è quello, perché ovviamente ci sono dei casting director che se ne occupano, però poi ci passano la news e noi la pubblichiamo. No, quello è effettivamente una cosa relativamente facile. Sì, è Quindi anche il capire. consiglio che do è tenere d'occhio il nostro sito. Ecco, no, perché noi tante volte diciamo ai ragazzi, cioè il primo passo per conoscere l'ambiente del set è vederlo e starci, perché raccontarlo è sempre una cosa strana, no? Prima Sì, sì. parlavamo, ci sono set con registi molto rigidi e molto faticosi, ci sono set, parlavamo prima con Bruni, insomma, in cui l'ambiente è più gioioso. Però è interessante vederlo da quel punto di vista proprio standoci tante volte, quindi era un po' questa cosa. Io le chiedo le faccio un'altra domanda, insomma, come diceva prima, lei proviene da degli studi insomma, di un certo tipo, poi si è avvicinato al mondo proprio della produzione. Però proviene da un luogo molto bello che è Torino e che ha un museo del cinema, insomma, importante. Che differenza ha trovato tra il Piemonte e il Veneto? Cioè ci sono differenze anche nella fase produttiva dell'attività, come adesso mi viene in mente, insomma, parlando di altre film commission, la Puglia era una film commission molto forte, il Friuli ce l'abbiamo vicino, è un'altra film commission che ha più anni e quindi ha anche più attività. Questa era un po' la domanda. Allora, il Piemonte è la regione con la Film Commission più longeva, per cui è nata nel 2000, proprio, è stata la prima Film Commission italiana. Friuli è arrivato subito dopo, insomma, sono le più vecchie. Puglia qualche anno dopo, ma poi si è rafforzata molto. Sono appunto Piemonte e Puglia, sono le più grosse, proprio anche come dotazione finanziaria, come numero di dipendenti. Sicuramente è stato fatto lì un grosso lavoro perché Torino in particolare, ma in generale il Piemonte non è mai stata una terra di sé. Per cui è la dimostrazione che una politica strategica attraverso una film commission sul territorio funziona. Quindi da quel lato lì vengo da una regione che ha un'esperienza di rapporto con un'istituzione come la Film Commission molto più navigata. Dall'altro lato però il Veneto è molto attrattivo come territorio, citavo Venezia, ma non c'è solo Venezia come molto attrattivo, appunto, le Dolomiti, Verona, sono tanti luoghi in realtà anche molto iconici o comunque sia molto forti da un punto di vista anche della duttilità, diciamo, una bellezza che se pensate all'esempio di Dune, di queste riprese alla tomba Brion, che è un capolavoro dell'architettura del Novecento, però appunto viene trasportato in un'altra galassia, no? Per cui cioè il Veneto ha questa capacità di attrattività e poi appunto
ribadisco, c'è il peso di Venezia che è enorme, perché sono tantissimi film, ma solo i film, le serie, le pubblicità, perché comunque c'è anche quel campo lì che viene investito all'audiovisivo. Quindi che c'è un impatto molto più forte del Piemonte da quel lato. Quindi posso dire che è molto interessante l'idea di lavorare su questo territorio così attrattivo e in cui poi ci sono tanti professionisti molto bravi, in gran parte costretti a lavorare fuori, molti vorrebbero tornare in Veneto, però le potenzialità sono enormi, quindi assolutamente. Il Veneto, io sono convinto che adesso quando riavvieremo il fondo, nei prossimi anni avremo veramente tantissime produzioni. Ragazze, avevate un'altra domanda? No. No, niente. No. Per cui voi siete una quarta, vero? Una quarta e state producendo qualcosa di interessante? Allora, al momento no, però abbiamo, diciamo, cioè sostanzialmente abbiamo un progetto da fare, appunto il nostro cortometraggio e vari altri progetti. Sì. Sia di classe abbiamo un progetto che adesso dobbiamo iniziare prima la scrittura, ma inizieremo da gennaio, e adesso stiamo invece lavorando su progetti singoli, non di voler creare qualcosa. Bene. Tanti progetti. Bene. Come classe, Allora, a gennaio come classe faremo, penso, il nostro cortometraggio, adesso vediamo. E sì, ovviamente in maniera singolare, cioè singolarmente sì, abbiamo qualcosa da fare, però come classe, come produzione un po' più grande, penseremo per il prossimo anno. ottimo. Allora, io ecco, questo è, i ragazzi lavorano, c'è da dire, dottor Chessa, che i ragazzi sono entusiasti, li vediamo anche quando arrivano qua in studio di produrre, di fare. L'anno scorso noi ne abbiamo lavorato per una produzione appunto bavarese, e devo dire che i ragazzi hanno un entusiasmo che spesso gli adulti hanno meno. E quindi insomma sì, questa cosa della formazione secondo me è una cosa un po' vincente anche per un'attività come quella della Film Commission, perché solo attraverso il dare un po' di humus alla cosa si riesce a far crescere grandi realtà. Le chiedo un'altra cosa, così poi chiudiamo il nostro incontro. Che non c'entra propriamente con la Film Commission, ma con la produzione cinematografica. Ritiene che in Italia l'idea della crisi cinematografica di cui ci parlano tutto, compreso i ministeri, sia effettivamente dovuta alla difficoltà economica, o c'è anche una difficoltà, io dico sempre, un po' di pensiero? Mancano i soldi o alle volte mancano i contenuti? Ecco, prima diceva... Parliamo della crisi delle sale? Crisi delle sale. Ma io penso che sia... No, i miei soldi non mancano, nel senso che il Ministero ha messo tantissimi soldi in generale sul cinema, quindi negli ultimi anni, giusto per dare una misura, sulla legge cinema, che è la legge attraverso la quale lo Stato finanzia cinema audiovisivo, ogni anno, cioè nell'ultimo anno, ha dato 750 milioni al settore, che non è proprio niente, ecco, sono soldi a fondo perduto, quindi non è un prestito. Sì. Allora, il settore delle sale ha ricevuto storicamente molti sostegni, è ovvio che adesso è una crisi mai vista prima, chiudono sale su sale, mi è arrivata proprio ieri notizia di chiusure di sale in Veneto, per cui cioè, da un lato appunto è una crisi strutturale,
era già in atto prima della pandemia. Sicuramente la pandemia ha cambiato l'approccio dei consumi, quindi è stata davvero una botta finale. Però è anche vero che c'è un approccio culturale che si è accumulato nel corso degli anni, come diceva lei, cioè, altri paesi hanno fatto probabilmente una politica anche più lungimirante sull'approccio alla sala, anche di tipo di distribuzione, perché io, cioè, l'idea che nelle multisale, quando esce un film Marvel, che ne so, su 10 sale, 3 siano dedicate al film in questione, è ovvio che ti toglie scelta, ti formatta in un certo modo, ecco. Quindi il pubblico italiano è stato abituato in un modo che secondo me adesso ne paga le conseguenze, tutto il settore. Ma difatti, ecco, di conseguenza quindi arrivo a, secondo lei i festival possono essere un punto di riferimento per quello che riguarda la cinematografia alternativa a quella di, chiamiamola cassetta banalmente, a quella commerciale, possono essere uno stimolo anche, e nel nostro caso ai ragazzi ovviamente, di vedere qualcosa di diverso. Sono utili i festival nel territorio, ecco, Sono molto perché utili, io sono un fautore assolutamente della bontà dei festival. La cosa, secondo me, fondamentale è non pensare che un festival si sostituisca a una distribuzione, perché un festival fa un altro lavoro. Però sì, sono tanto momenti di aggregazione, sono momenti di valorizzazione e promozione delle opere, di incontro, perché tu vai al cinema, paghi il tuo biglietto, ma realisticamente, cioè, abitualmente non incontri il regista, cast, nei festival molto spesso accade questo, quindi io penso che siano preziosissimi. In Veneto abbiamo la fortuna di avere il più grande festival italiano, nonché uno dei più grandi del mondo. Attorno, cioè, nella regione sono dei festival di qualità, non appunto, che si sostengono, devo dire, con grandi sforzi, come lei ben sa. Però io penso sia assolutamente un lavoro, che è anche un lavoro di educazione in qualche modo. Nel vostro caso è assolutamente nella vostra mission, però in generale io penso che i festival, io sono cresciuto, ecco, a Torino, per dire, c'è un festival che è stato a lungo, adesso un po' meno, però è stato a lungo il festival di cinema indipendente più importante in Italia, uno dei più importanti in Europa, che quando ero un ragazzo si chiamava Festival Cinema Giovani, che è un'espressione proprio tipica degli anni Ottanta come titolo, dei primi anni Ottanta. E poi è diventato Torino Film Festival, però io ci sono proprio cresciuto, cioè ha proprio cambiato il mio sguardo, il mio modo di vedere i film, insomma il mio e di tanti miei coetanei approccio al cinema, quindi sono assolutamente debitore verso il mondo dei festival, e non solo il Torino Film Festival, però in primis il Torino Film Festival. perfetto, allora io direi che la ringraziamo, abbiamo preso poco tempo, visto che è No, ma grazie a iperimpegnato. voi. No, no, ma figuriamoci, mi fa piacere. Per noi è stato veramente un piacere averla, poi insomma l'abbiamo conosciuta anche personalmente e le chiacchiere, chiamiamole così, alla Veneta sono state interessanti e ci auguriamo che continui la collaborazione con la Film Commission perché, soprattutto con Molto lei, volentieri. perché diventa importante, soprattutto, ripeto, per noi, insomma, lo sa, il nostro approccio primario è proprio quello di andare nelle classi e quindi anche se in modo virtuale e stare con loro e quindi avere anche un rapporto di fiducia nei confronti degli insegnanti stessi e sarebbe interessante insomma se in questo potessimo utilizzarla e coinvolgerla più spesso. Assolutamente, molto molto volentieri. La ringraziamo tanto Grazie a e voi. le facciamo vedere, adesso andiamo, Sì. un piccolo ricordo no, mi dicono dopo, no,
Allora, noi quest'anno abbiamo avuto una grande fortuna, così lo dico qua, visto che è Veneto, è veneta l'azienda, è Manfrotto che ha sponsorizzato tecnicamente il festival, il che vuol dire, ecco, per chi non sapesse, insomma, dei nostri, Manfrotto è la più grande produzione di strumentazioni per film, dal trepiede alla luce, adesso insomma, è diventata una grande azienda quotata in borsa, quindi è una cosa diversa. Però insomma nasce dal Veneto e quindi questa cosa qua ci fa un po' di orgoglio. E quindi allora ovviamente le facciamo vedere i 4 film che quest'anno, che questa settimana hanno già visto e vedranno i ragazzi, quindi un piccolo video. E poi per la chiusura il nostro backstage legato appunto a Manfrotto. E così vede un po' quello che succede anche, siccome noi abbiamo una ventina di volontari, di ragazzi che lavorano con noi tutto l'anno, e sono molto bravi e gran produttori di audiovisivo, quindi vi facciamo vedere queste 2 cose Molto e poi volentieri. ci salutiamo immediatamente dopo. Ecco, dottoressa, questi sono i 4 film che questa settimana i ragazzi guarderanno, e questa settimana tra giovedì e venerdì avranno modo di incontrare anche i registi dei film, ci saranno i collegamenti e quindi i ragazzi potranno domandare ai registi e ai produttori qual è il sistema e i loro dubbi sul film. Devo dire che quest'anno, ecco, così lo dico anche ai ragazzi, la scelta di 12 film è stata su oltre 400 film arrivati, che sono un gran numero. Quest'anno ci siamo resi conto che ne avevamo molti di più, alcune produzioni molto belle, altre insomma da scartare subito, succede quando arrivano ai festival. Dei 12 solo 2 sono italiani. Purtroppo, ecco, questo sì lo dico, la produzione cinematografica italiana spesso non fa molta attenzione chiamiamola, all'età a cui noi facciamo riferimento, insomma. Sì. Il cinema è un cinema che diventa complicato a volte da proporre come festival, ovviamente, e quindi con una visione un po' diversa all'interno sì, del concorso. Le chiedo, le faccio un'altra domanda: come mai secondo lei non c'è maggiore attenzione verso quello che è un argomento legato ai giovani? O meglio, la cinematografia spesso, l'animazione ad esempio diventa molto complicata per noi italiani, l'abbiamo un po' abbandonata negli anni '80, insomma,
c'è qualche produzione che la fa ma con difficoltà, e gli argomenti e i temi toccati spesso sono più vicini a tutti, e non entriamo tanto nel vivo magari dei bambini e dei ragazzi, eccetera. Mi verrebbe da dire, in gran parte perché il cinema italiano è un cinema fatto da vecchi, forse per quello, banalmente. Poi non so, ci sono anche degli autori giovani, però se non c'è attenzione ai ragazzi lo imputerei soprattutto a questo. Sul fronte cartoon c'è produzione, poi di consumo, per esempio Gruppo Alcuni, una delle che è in Sì. provincia di è a Treviso, è un polo di produzione molto importante di cartoon, proprio per bambini anche fasce proprio piccole, per cui 3 anni, per dire 4 anni. No, in realtà l'Italia da quel lato lì non è così sfornita di produzione di animazione. È vero questa cosa, ma in generale è proprio la senescenza della cultura italiana, probabilmente, e questo è solo uno dei tanti segnali. Non è molto ottimista come affermazione, mi rendo conto, però è una constatazione. Ok, e ora facciamo vedere che cosa è successo prima del festival. Cioè, noi siamo partiti ieri e insomma, nella settimana scorsa abbiamo dovuto fare una cosa, è veloce, vedrete cosa è successo nel nostro set. Questo è il nostro set, e questi sono i ragazzi che hanno lavorato. Il making of del festival. Sì, sarebbe bello se riuscissi a venire a trovarci, perché tanto siamo qua per un mese, quindi insomma io la ringrazio tantissimo. Grazie a voi, grazie a lei e a voi. E speriamo di vederci presto, Assolutamente. e buon lavoro, perché ne ha, penso, parecchio da fare. Quello non manca, quello non manca. Grazie, arrivederci. Grazie ragazzi, Arrivederci. buona continuazione, e chiudiamo la giornata, e noi ci vediamo chi giovedì, chi venerdì. Alle 9 il primo appuntamento, alle 11 a mezzogiorno il secondo. No, 9, sì, alle 9 il primo e alle 11 il secondo. Buona giornata e buona continuazione di visione dei film del festival.